Arriva una bella boccata d'ossigeno per l'organico regionale dei Vigili del Fuoco che, come tanti altri reparti, soffrono di un'endemica carenza di personale. Saranno 34 i nuovi vigili che arriveranno a breve in Friuli Venezia Giulia dopo aver terminato il corso di formazione iniziale a Roma presso le scuole centrali antincendi e che subito dopo prenderanno servizio nella nostra regione. 12 al comando di Gorizia, 6 a Pordenone, 4 a Trieste e 12 a Udine. Lo conferma il segretario regionale FVG del CONAPO Sindacati Autonomo Vigili del Fuoco, il quale ha parlato proprio di boccata di ossigeno, per il quale si ringrazia il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il sottosegretario di Stato Emanuele Prisco, che da tempo ha mostrato attenzione alla problematica della carenza di organico nella regione friulana. Anche se la notizia è di quelle belle, ancora però non si può essere totalmente soddisfatti perché questo innesto non può colmare la pesante lacuna. Purtroppo, continua a dire Nacini, i numeri non sono ancora sufficienti. In Friuli Venezia Giulia abbiamo una carenza complessiva di circa 160 unità nelle varie qualifiche, un numero destinato ad aumentare considerati i parecchi pensionamenti di colleghi previsti per i prossimi anni. Un sentito grazie che però si unisce quindi a una nuova richiesta al Corpo Nazionale di continuare ad attenzionare il problema della carenza di personale, auspicando che si dia urgentemente corso a nuove e numerose assunzioni necessarie per garantire il soccorso ai cittadini, rimpinguando una categoria così preziosa per la tutela della sicurezza della popolazione.